Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario la siccità che mette a rischio l'irrigazione dei campi. Ieri Regione, Consorzi Bonifica Agricoltori hanno fatto il punto della situazione in un tavolo sulla crisi idrica. Il problema venne definito molto serio, la prova del 9 sarà il 1° aprile quando l'acqua tornerà forse a scorrere nei campi. Sentiamo. Non piove ormai da 110 giorni e gli effetti si sentono. Questa è la situazione che si registrava nel pomeriggio di oggi al torrente Cormor in secca. La pioggia accumulata da dicembre a marzo è di 60% inferiore rispetto allo scorso anno. Oggi in regione, a Udine, l'assessore Zanier, i consorzi di bonifica e gli agricoltori hanno fatto il punto della situazione che viene definita estremamente grave. Diciamo che la siccità è abbastanza forte in questo momento, noi i primi di aprile apriremo definitivamente i canali, quindi partiremo con l'irrigazione, stiamo riempiendo i canali, acqua ce n'è molto poca. Preoccupa il tagliamento, la cui portata è dimezzata rispetto al livello del periodo. Il corso d'acqua è anche la principale fonte di approvvigionamento per i canali consortili e per gli agricoltori. Se non dovesse piovere nei prossimi giorni, difficilmente potrà essere garantita l'irrigazione in tutta la campagna friulana. Ci potremo trovare con soprattutto i canali che recuperano l'acqua dal tagliamento con le derivazioni finali non completamente coperte, per cui ci potrebbe non essere l'acqua per tutto il reticolo del sistema. Fino adesso le temperature hanno permesso, diciamo così, di mantenere il territorio non irrigato. Vediamo in questi giorni invece che la temperatura si alza, per cui ci sarà la necessità anche per le lavorazioni successive poi che in campagna verranno fatte. Buone notizie arrivano invece sul fronte dei carburanti. È stato varato ieri dalla Giunta regionale il super sconto, abbinato al taglio dell'accise consentirà di ottenere un taglio di 60 centesimi sulla benzina e uno sconto del 50 centesimi sul gasolio. I vantaggi sugli automobilisti scatteranno dal 1° aprile. Per la prima volta nella storia il pieno di carburante costerà meno in Friuli Venezia Giulia rispetto ad Austria e Slovenia. Ai 30 centesimi di euro di sconto decisi dal governo dal 1° aprile si aggiungeranno in fascia 1 i 29 centesimi per la benzina e i 20 centesimi per il diesel, che diventano 22,16 in fascia 2, voluti dalla regione guidata da Massimiliano Fedriga. Andiamo incontro alle famiglie ma anche all'ambiente, perché evitiamo così il turismo del pieno, andata e ritorno verso la Slovenia, e poi le tasse restano in Italia. Quindi un doppio vantaggio. Questo varrà dal 1° aprile per tutto il mese, poi di mese in mese andremo a verificare quelle che sono appunto le disponibilità finanziarie. Comunque iniziamo bene, come un anno e mezzo fa, è la seconda volta che pratichiamo il super sconto. Con la nuova legge carburanti contiamo di rendere competitivo il nostro prezzo in maniera organica e continuativa. Il Presidente parla di misura tempestiva, una risposta immediata ai cittadini della nostra regione, concetti condivisi dall'assessore alle finanze Barbara Zilli. Quello compiuto dalla Giunta, spiega, è uno sforzo finanziario necessario in questo delicato momento di crisi. Va ricordato che il prezzo alla pompa viene deciso dalle compagnie e non dai singoli distributori, quali hanno un margine minimo, e sulla gestione dei prezzi l'antitrust ha aperto una indagine a livello nazionale, visto che in certe zone il costo è più alto. Torniamo a Udine. Si è svolta ieri sera la Santa Messa in Duomo per la consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Tanti fedeli che hanno voluto pregare per la pace, un appello lanciato dal Pontefice in questi giorni. Sentiamo alcune di queste persone intercettate fuori dalla cattedrale. Il timore è grande ed è per questo che credo che ci voglia una mobilitazione generale, ma proprio partendo dai rapporti con le persone quotidiane, no? La pace, c'è una pace generale, ma c'è anche una pace a livello di relazioni personali. Ed è in questo senso che, io sono insegnante, per cui c'è anche la tensione di educare i nostri ragazzi, no? A delle relazioni di pace. Hanno coscienza i ragazzi di quello che si sta... Hanno tanto timore anche, c'è una preoccupazione. Prof, ma viene la guerra, ci sarà la terza guerra mondiale. Quindi il sentore dello spavento, di un dilagare di questo conflitto c'è. Azione pastorale, cosa state facendo? Allora, noi semplicemente cerchiamo innanzitutto di essere uniti e stiamo cercando di lavorare insieme a costruire la pace prima di tutto fra di noi, perché questa è una base sicuramente necessaria. E dopodiché speriamo anche noi che il conflitto non si estenda, perché
siamo convinti che non lo voglia realmente nessuno. Una cosa fondamentale che per il cristiano soprattutto, ma in generale per tutti, non esiste una giusta guerra. Il termine giusta guerra messo insieme diventa un ossimoro. La cronaca ai domiciliari a Udine per aver commesso un furto di telefonini a Trieste. Un 46enne georgiano manomette il braccialetto elettronico e scappa a Praga. La polizia ceca lo arresta, 3 mesi dopo l'uomo verrà estradato. Manomette tagliandolo il braccialetto elettronico e si allontana senza farvi più ritorno dal domicilio di un connazionale che si era reso disponibile ad accoglierlo. Un 46enne georgiano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Trieste è stato arrestato il 21 marzo a Praga dalla polizia ceca. L'uomo era finito in manette il 29 settembre scorso a Trieste dopo il furto commesso di alcuni telefonini in un negozio del centro giuliano. Il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato l'arresto e nei confronti del 46enne aveva disposto la misura cautelare con controllo elettronico nel domicilio di un connazionale. Il 24 dicembre però il cittadino georgiano era riuscito a manomettere il braccialetto e a fuggire. Le immediate ricerche non avevano permesso di rintracciarlo. Così il Tribunale di Trieste aveva disposto nei suoi confronti l'aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere. Gli agenti della squadra mobile della questura di Udine si sono immediatamente adoperati per individuarlo. Gli accertamenti hanno permesso di appurare come l'uomo in passato fosse domiciliato in Repubblica Ceca, dove ad inizio febbraio è stato rintracciato. A questo punto il GIP ha predisposto il mandato di arresto europeo, che è stato eseguito il 21 marzo dalla polizia ceca. Sono in corso le procedure di estradizione. Andiamo ora nella destra tagliamento, primo via libera, l'ampliamento Kronospan da parte dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Ci dice tutto Alberto Comisso. Pochi rischi per la salute dei cittadini. Il report di 57 pagine pubblicato dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale in merito all'impatto che genererebbe l'ampliamento della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito avrebbe rischi limitati. L'analisi ha evidenziato che non si riscontrano criticità tali che inducano a ipotizzare un significativo peggioramento dello stato di salute della popolazione esposta a lungo termine. Se il sindaco Alberto Bernava si è detto prudente leggendo il documento di ASFO, dal momento che il comune ha commissionato uno studio epidemiologico ed è in attesa di risultati, molta delusione e preoccupazione trapela dal comitato ABC. Noi siamo molto delusi perché la vispa è stata fatta in gran velocità, quando poi in realtà l'azienda ha chiesto 6 mesi e quindi ci sarebbe stato anche tutto il tempo di approfondire, di fare più incontri. Siamo delusi perché ci si basa moltissimo sulla percezione del rischio e poi non vengono citati degli studi secondo noi molto importanti, anche molto recenti, come per esempio quello su Viadana, che è una zona in cui ci sono elevate emissioni di formaldeide proprio perché c'è la lavorazione del pannello truciolare. Al momento non si può parlare di emergenza, ma bisogna entrare nell'ottica di convivere con i lupi. Questo è il parere dell'esperto che invita anche le istituzioni a supportare gli agricoltori di fronte a quello che può essere un problema. Sicuramente i lupi sono ritornati spontaneamente, questo va bene, vale la pena ricordarlo perché esistono due lupi, quelli reali e quelli dei social. Sui social del lupo si legge tutto il contrario di tutto, quindi i lupi è stata una ricolonizzazione spontanea della regione e i lupi aumenteranno e dobbiamo imparare a convivere con loro. Non è facile, quindi sicuramente soprattutto per chi fa l'allevatore sono un problema, danno del lavoro in più e dovremmo noi tutti stringerci attorno agli allevatori dandogli dei sussidi per questo e preparandoci anche a pagare un po' di più il formaggio, magari la carne dal peggio. Se Kevin Costner era riuscito ad entrare in contatto con due calzini, va ricordato che il lupo è comunque un animale selvatico e come tale va trattato mantenendo le distanze e rispettando il suo ambiente. Il rischio che diventi aggressivo senza motivo è pressoché nullo, la convivenza è quindi possibile. E lo fanno da sempre in Abruzzo, lo fanno in Toscana, lo fanno nel nord della Spagna dove il lupo non si è mai estinto e dove comunque non sono mai estinti né i pastori nelle produzioni. Intanto ricordiamo che sono 200 anni che in Italia nessun caso documentato di aggressione invece alle persone è presente, quindi allarme per gli allevatori sì, sicuramente, bisogna imparare a comportarsi in modi diversi, allarme per le persone ancora no, non è mai accaduto nulla di simile negli ultimi 200 anni.
La mostra ospitata a Casa Cavazzini, La forma dell'infinito, raggiunge quota 50.000 visitatori. C'è tempo fino a domenica sera per ammirare la Piazza Rossa di Kandinsky, che insieme ad altre 5 opere tornerà in uno dei 3 musei russi che ne hanno chiesto la restituzione. Ma gli organizzatori della rassegna udinese non si sono persi d'animo per prorogarne la chiusura e al posto delle opere in partenza inseriranno 3 Matisse e un altro Kandinsky. È tratta dal famoso libro Jazz, una delle opere di Matisse che andranno a sostituire i quadri in mostra a Casa Cavazzini a Udine, che lunedì rientreranno nei musei russi dai quali provengono. È già un successo il fatto che le 6 opere provenienti dalla Russia rimangano a Udine fino al 27 marzo, data di chiusura prevista, commentano gli organizzatori della rassegna La forma dell'infinito, che chiuderà i battenti il 10 aprile per consentire ad altri 10.000 appassionati di poterla visitare. Qui ci sono 2 di queste 4 opere, 3 di esse sono di Matisse, queste 2 sono Matisse per esempio, e una è di Kandinsky e sostituirà la Piazza Rossa di Kandinsky. Sono opere di grande fascino, quelle di Matisse ci fanno entrare nella vivacità del libro Jazz che lui ha realizzato, mentre era bloccato a letto con una importante convalescenza e mentre la guerra tormentava la Francia e anche la sua famiglia. E in un momento di grande insicurezza e dolore ha reagito facendoci volare con i colori e con i personaggi che mette in scena in questo libro. Un grande invito alla speranza. Chiudiamo con lo spettacolo al Teatro Palamostre di Udine. Nell'ambito della stagione degli Amici della Musica è andato in scena il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Grosseto con un omaggio all'Ucraina. Per la stagione che celebra i 100 anni di storia degli Amici della Musica di Udine e alla luce della guerra in corso in Ucraina, al concerto di turno tenuto al Teatro Palamostre, fra gli interpreti c'era anche una pianista di quel paese, Anfisa Bobilova, laureata nel 2015 con lode all'Accademia Nazionale Ucraina, seguita da corsi di perfezionamento, masterclass e premi internazionali che l'hanno fatta conoscere in paesi europei ed oltreoceano. All'esibizione, comprendente musiche di Ottorino Respighi e Wolfgang Amadeus Mozart, era accompagnata dall'Orchestra Città di Grosseto, complesso nato nel 1994, accreditato di consensi di pubblico e critica in molte località italiane per importanti stagioni con ricco repertorio operistico. È stata anche invitata in Grecia, Germania, Romania, Francia, Austria e Svizzera e nel 2014, in occasione dei 20 anni di attività, ha ricevuto la prestigiosa targa con l'adesione della Presidenza della Repubblica per meriti artistici. A dirigerla Svilen Simeonov, direttore, arrangiatore ed insegnante di fama internazionale, accreditato come uno dei più importanti direttori d'orchestra della Bulgaria. Ha diretto in Europa, Asia e America in molte fra le più prestigiose sale da concerto. E per ora è tutto, l'informazione di Telefriuli torna alle 19. Buon pranzo a tutti, arrivederci.